Aragona, presso il pub Fuori Binario, si è svolta la sfilata Moda Mare Estate 2012 e sono stati eletti anche Maria Gozzino, Miss Fuori Binario, Eugenio Martorelli, Mister Fuori Binario, Marisa Seminerio, Miss Estate e Cristina Cipolla, Miss Bikini. I concorrenti, 15 ragazze e 6 ragazzi, hanno sfilato in costume da mare, intimo, casual ed elegante. Nel corso della serata si sono esibiti anche i ballerini Lucia Cordaro e Kevin Giardina e la danzatrice del ventre Angela Castellano. All'evento ha assistito un folto pubblico. Le interviste ai vincitori e al consigliere comunale di Aragona, Tonino Caci. Bene, adesso ci siamo. Miss Fuori Binario 2012 è la numero 13 Maria Gozzino. Un applauso ancora a Maria Gozzino, la nostra Miss Fuori Binario 2012. Allora, poco ricordo, anche con la targa in mano. Prego Tonino e Piero accanto alla nostra Miss Fuori Binario 2012. Foto ricordo. E per te passerella finale con l'applauso del nostro pubblico. E la Miss Fuori Binario 2012 Maria Gozzino. Ringrazio tutta la giuria che mi ha votato, i miei genitori che erano qua presenti, i miei amici che mi hanno sostenuto e tutti quanti. Cosa significa per te questa fascia? Ma è una fascia in più perché comunque sembra una fascia importante, quindi mi sto fuori binario. Sono contenta di aver ricevuto questa fascia. So che hai fatto anche delle esperienze a livello nazionale, ce ne parli? Sì, ho fatto un casting per veline, poi mi è arrivata la chiamata e mi hanno detto che mi avevano preso per una puntata in televisione. Sono salita la settimana scorsa a fare la puntata ad Andalo in Trentino, però è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto molte persone, però niente, non ho vinto, è andata così, ma la rifarei. Marisa Seminerio, Miss Estate 2012, come hai vissuto questa gara e progetti per il futuro? Allora, questa gara l'ho vissuta semplicemente come un gioco perché io amo sfilare, quindi quando sfilo per me è sempre un divertimento. Poi a prescindere da chi vince o meno, poi se la fascia arriva bene, altrimenti pazienza, per me è sempre un piacere sfilare. È anche un modo per socializzare anche con le altre persone, altre ragazze, si conosce molta gente, quindi è molto bello, un'esperienza che consiglio di farla almeno una volta nella vita, molto bello. Cristina Cipolla, la nuova Miss Bikini 2012 di questa gara al Fuori Binario, come hai vissuto la gara e da quanti anni coltivi questa passione? Allora, ho vissuto la gara sinceramente con molta soddisfazione e molta tranquillità. Non credevo, non pensavo, perché per me è stato un gioco, quindi alla fine sono arrivata soddisfatta e felice di questa gara, di questa sfilata ovviamente. Un momento anche di socializzazione con le altre ragazze, di condivisione. Sì, è stato bello perché ho fatto amicizia, ho adesso nuovi amici, quindi è stato un momento fantastico. Un'esperienza da rifare. Sì, assolutamente sì. Eugenio Martorelli, Mister Fuori Binario 2012, una bella soddisfazione, te l'aspettavi? Ma i concorrenti erano molto competenti, quindi non è stato molto facile. No, non me l'aspettavo. Come hai vissuto questa sfilata? Ma è sempre una grande emozione vincere una fascia. Per me è anche la prima volta e sono molto felice. Un hobby che potrebbe diventare una passione, un mestiere, oppure lo lasciamo come hobby? Sicuramente, per me sarebbe davvero un sogno, è una delle mie priorità, però cercherò sicuramente lavoro e se riuscirò continuerò su questa strada. Prima edizione di Mister e Mister Fuori Binario 2012, una manifestazione estiva all'insegna della moda e anche dell'arte che ha riscosso un buon successo. Sì, direi un grande successo di pubblico, molto partecipato. Fra l'altro
lo scenario del fuori binario rinnovato ha fatto da contorno in modo meraviglioso, una splendida serata. 2 giorni fa in piazza Umberto I si è svolta una manifestazione simile, anche se non era una sfilata con dei premi, c'erano delle ragazze russe che hanno sfilato, patrocinato dal Comune di Aragona e dalla provincia di Agrigento. È chiaro che sulla scia del successo della serata di questa sera l'amministrazione potrà sicuramente perseguire, ma questa sera vanno ringraziati principalmente Totò Puletto, che si è prodigato e si è speso per mettere a disposizione questo scenario meraviglioso, e soprattutto Simone Costanza, che molto coraggio ha partecipato e ha inciso molto sull'organizzazione della serata. Allora vi ricordo i loro nomi: Marisa Seminerio, concorrente numero 1, poi Lucia Cordaro, la numero 2, la numero 3 Morena Galluzzo, la numero 4 Martina Rotolo, la numero 5 Serena Gibilaro, la numero 6 Veronica Filorizzo, la numero 7 Cristina Cipolla, la numero 8 Marica Firrera, la numero 9 Jennifer Paci, la numero 10 Federica Provenzano, la numero 11 Sonia Albore, la numero 12 Alberta Terrasi, la numero 13 Maria Gozzino, la numero 14 Lena Piazza, la numero 15 Cetti Nicoletti.